Sigletta, bentornati su Instagram. Non mi seguivi su Instagram? Ai ai ai. Yeah! Benvenuti Fantaz, bentornati su Yacht Television. Oggi abbiamo un ospite speciale, come si può vedere, eccoti qua, che ti aggiungo. Dai che te. Yeah. Ed eccoci qua su Yacht Television, si diceva, no? Eccoci qua con DJ Color e attenzione, abbiamo un ospite di eccezione oggi. Allora, per chi è la prima volta che si sintonizza, vabbè, adesso abbiamo messo anche il bannerino su Facebook, quindi è chiaro quello che stiamo facendo. Per chi ci segue da Instagram, invece, ribadiamo che all'interno di questa quarantena, nei pomeriggi, mi sono dedicato a fare un percorso nella storia dell'hip hop italiano negli anni 90, seguendo regione per regione il suo sviluppo. Ormai siamo arrivati all'11ª puntata. Per chi ci segue dall'inizio dico subito che è la penultima, ce ne sarà ancora una a 12. Questo venerdì si chiude con un ospite speciale che ancora non annuncio perché lui non lo sa che sarà l'ospite speciale, ma concentriamoci su oggi e sul piacere che ho di fare una chiacchierata con quello che è prima di tutto un caro amico, oltre che un artista che stimo molto, DJ Color. Ho scritto nel banner da Trieste, però specifichiamo subito perché qua sono tutti molto attenti alle geografie, che non sei in questo momento a Trieste, ma sei vicino a Portogruaro, però dentro il cuore di DJ Color batte la risacca sul Molo Audace e il sole che tramonta davanti a Piazza Unità si riflette nelle sue iridi. Ti piace questa resa poetica che ho fatto nella tua dimensione territoriale? Te la sei scritta o no, così mi è venuta in freestyle questa mia indole poetica. Sai che se io parlo di sole, vento, montagne, foglie che si staccano dagli alberi in autunno sono contento, no? Hai presente? Hai appena citato 3/4 della tua discografia. Sì, esatto, soltanto in un quote così. Come stai prima di tutto? Tutto bene? Molto bene, sì. Molto Chiuso in bene. casa come tutti. Ti vediamo nel tuo studiolo, hai la lente, su Facebook hai anche la lente fisheye, quindi lo vediamo bene, sei sempre stato molto attento, io mi ricordo quando ancora ce l'avevi a Trieste, gli studioli di Color Sì. sono sempre molto bellini, molto carini, i suoi dischi lì sulla destra che non ho mai avuto neanche il tempo di spippolare come piacerebbe a me. Ivan Source ci scrive, eccolo, DJ Colore in the place to be. Esattamente, DJ Grande. Colore o Colò, come ti chiama uno dei tuoi soci uno dei tuoi collaboratori più frequenti, che è Sandro Su, che salutiamo, che speriamo ci raggiunga. Di solito c'è sempre con qualche bel commento in dialetto termolese, che poi io leggerò col mio accento friulano, facendo ridere l'intera. E lui si butterà dalla finestra come te. Esatto. Allora, Color, noi siamo qua per parlare di pop italiano, ma prima di tutto siamo qua anche per parlare con te nella tua esperienza, perché chi ti segue, chi ti conosce anche solo superficialmente, sa che insomma hai uno storico sicuramente come artista, hai fatto un bel percorso, bello lungo, hai visto tutta una serie di situazioni molto interessanti delle quali mi piacerebbe parlare con te oggi, ma andiamo per ordine prima di tutto. Parliamo qui di DJ Color, tu sei del mio anno, possiamo dirlo, siamo coscritti, siamo tutti e due dell'83 e tu vivendo a Trieste hai comunque vissuto una città che diciamo che è particolare sotto tutti i punti di vista. Io nel momento in cui ho avuto modo di conoscerla meglio, proprio negli anni in cui ci siamo conosciuti io e te, che sono riuscito ad apprezzarne le particolarità, cioè è facile innamorarsi di quella città lì una volta che la sia capita, perché comunque a partire dal punto in cui è collocata territorialmente, quindi in quell'angolo d'Italia, al confine proprio in realtà a ridosso proprio di quella che era la cortina di ferro, perché passava di lì fino alla fine degli anni '80, è una città che ha sviluppato una sua identità sotto tutti i punti di vista e immagino che anche l'hip hop possa dirsi tale. Salutiamo intanto Drew che ci saluta.
da Padova, grande Drew, è da tanto che non ci vediamo, scrive vai Fradi a te, speriamo di beccarci presto. E Mary Marisa Cellofan, scusami Marisa, scrive ciao ciao my friend, ciao Marisa, e che bello averti qua con noi. Allora Color, raccontaci un pochino, di solito la prima domanda che io faccio agli ospiti di Ghiat Television è una, cioè qual è stato il tuo primo bacio? Che è la domanda classica quando si parla di pop, no? Con gente che lo vive da tanto. Qual è stato il tuo primo bacio con la cultura hip hop o comunque con il rap? Oddio, guarda, Non te l'aspettavi, eh? no, me l'aspettavo, cioè, ti dico il mio primo bacio con lo scratch, che poi da lì è partito tutto, ok? Vai. Nel senso che da piccolo io mi ricordo di un live di Giovanotti che mi piaceva un sacco la strumentale, ma lui mi faceva proprio schifo. Ok, mi piaceva quella roba lì, ma non mi piaceva lui in quella situazione lì, ok? Beh, ma Poi ho capito che era una cosa diversa, ci sono arrivato poi dopo in età più adulta, però a 10 anni, quando l'ho visto la prima volta, mi piaceva il contesto e non capivo bene lui. per E quelli quello della forse è nostra stato... per quelli della nostra generazione, alla fine ho scoperto anche nel corso di queste dirette che volente o nolente Giovanotti è stato determinante, ma non solo perché comunque è stato il primo a portare il rap americano nelle radio italiane, che vabbè, quello è proprio un merito che dobbiamo dargli, ma proprio perché è stato il primo ad avere una forma di successo commerciale quando noi eravamo in un'età sensibile, ecco, per innamorarci di questa cosa. E tu l'hai visto in televisione, Chiaro. aveva un DJ che screcciava con lui? Esatto, c'era Prezioso perché erano... Mi sembra che fosse un programma di Radio DJ su Italia 1, che non è Italia Unz, che è arrivato dopo, che quello mi ha dato un po' il senso dello scratch. E erano in una spiaggia o all'Acquafan, non mi ricordo. E facevano sto show, vedevo il DJ dietro, ma non capivo, era tutto così fumoso. Poi nel 95-96 vidi Italia Unz, non so se te lo ricordi. No. All'ora di pranzo del sabato c'era questo programma su Italia 1 fatto da Radio DJ da Albertino in cui mettevano musica, faceva praticamente una trasmissione radio però in TV, molto figo era, molto figo. E prima della pubblicità e dopo la pubblicità c'era Prezioso che faceva uno stacchettino di scratch da 3 secondi. E là è stato il mio primo bacio dicendo wow, che figata quel mixer e quella roba lì, ah ma quel suono lì è quella roba che avevo sentito, fighissimo. E da lì in poi è stato un continuo cercarlo in TV, in giro, discoteche la domenica pomeriggio, chiedere al DJ di farlo, tutta una Ah, serie sì? di cose. Ah, tu quindi andavi in discoteca e dicevi al DJ, che probabilmente era un selector vecchia scuola, e gli dicevi, ma senti, ma perché non mi scratchi su Raffaella Carrà? Guarda, il DJ a cui ho rotto le palle in discoteca più di tutti era un DJ triestino che ci tengo a citare perché è uno di quelli che poi è caduto nel dimenticatoio con la fine delle discoteche commerciali la domenica, che si chiama Corrad, ok? Che non so che fine abbia fatto, probabilmente avrà un lavoro normale adesso e tutto, però era uno di quei DJ da discoteca domenica pomeriggio che metteva quei 20 minuti di rap poi e andavi là a rompergli le palle. Quando metti il rap? Quando metti il rap? Quando metti il rap? Quando metti il rap? E Poveretto. quindi sì. E quindi se la doveva beccare. Poveretto, sì. E qui parliamo della metà degli anni 90, quindi proprio piccolino, prima, seconda media, giusto? E lì hai visto 95-96. quasi terza. Se lì hai visto quello che sarebbe diventato il tuo strumento, il giradischi, la prima volta. E poi da lì Esatto, hai cominciato a approfondire, avevi qualcuno più vecchio che ti guidava, come abbiamo scoperto bene o male tutti di aver avuto. Ma all'inizio no, all'inizio eravamo tutti veramente, cioè parlo degli amici più stretti, tipo Andro, altra gente che hai anche conosciuto, eravamo molto noi che cercavamo cosa succedeva, cioè sapevamo di AL, quindi è stato tutto, diciamo che subito dopo sono arrivati i grandi a darci una mano con dell'altro tipo di musica e a spiegarci un po' come funzionava. All'inizio è stato molto una ricerca da pionieri, diciamo. Scoprivamo le pepite man mano che le trovavamo.
Ma hip hop italiano ascoltavate o vi siete avvicinati subito? Perché più o meno il processo è stato quello della nostra generazione, ci siamo avvicinati tutti al rap attraverso il rap in italiano, perché chiaramente è lì che ti conquista, è la parola che ti conquista. Dall'altro lato però il- ehm, i dischi americani arrivavano sempre un attimino dopo. Scusa, mi sono distratto un attimo perché vedo che il guru scrive che non si sente, ma non si sente nessuno di noi due? Perché ogni tanto capita chiaramente che la rete dia qualche problema e attenzione, a questo punto salutiamo anche Fabrizio Baracchino che ci fa i suoi ossequi, ciao Brarez. Grande Brave. E comunque sì, fateci sapere, solo Color dice che si sente basso, ok, quindi Lo forse so, è Color il si mio sente un po' telefono. lontano. È il mio telefono e quindi ragazzi mettete l'orecchio vicino. Esatto, le soluzioni alla vecchia proprio, alla vecchia. Ma allora, torniamo un attimo al discorso, l'hip hop americano, prima o dopo quello italiano? Più o meno lì. Guarda, il mio primo acquisto è stato il seguente. Con mia mamma, da ricordi, ho preso, era il 96, Mm? ho preso Casino Royale il primo, o 95, non mi ricordo, no, 96. Ho preso Casino Royale perché era in offerta ed era tra i rap italiano, pensavo fosse rap, invece era tutta un'altra roba, però va bene. E a Tribe Called Quest un singolo che era Can I Kick It con un Ah, ma altro remix house in mezzo di Can I hai Kick It. ripreso proprio il vinile, cioè tu hai cominciato a comprare vinili subito? No, ho preso Casino Royale in cassetta a Tribe Called Quest, non mi ricordo se vinile o CD, forse CD. Ah. Forse CD. Can I Kick It, vabbè, gran classico, che è, in che disco è? The Low End Theory, mi pare, no? O quello Sì, prima? Vabbè, adesso qua caschiamo infatti un mi sembra pochino della Wind nella Theory. nostra. Ce l'hai The Low End Vuoi che Theory? vada a cercarlo? No, ce l'ho anch'io sotto, vabbè. Chiaro. Salutiamo nel frattempo Giulio Pecorella, che beh, possiamo ammirare qua tutti quanti su Facebook il suo meraviglioso avatar, che lo ritrae proprio in una delle sue attività tipiche, cioè cavalcare degli enormi galli da combattimento. E poi Chef, bella raga, ciao Chef, che anche lui ci segue sempre. Insomma, tutti addetti al settore, quindi abbiamo ascoltatori preparati da questa parte. Di qua invece ci scrive, a parte che Color vabbè un po' più basso, scrive North XT, scrive grande Color e Coppet scrive salutami, mandi Coppet. Attenzione che Brarez nel frattempo ci tiene a sottolineare che l'avatar di DJ Park, quello in cui c'è lui che cavalca un enorme gallo da combattimento brandendo una spada, mio Dio ragazzi, va bene, bellissimi questi momenti nerd, sì, perché possiamo dirlo che i rapper della nostra generazione e spesso si sono tramutati poi in dei nerd da computer. Comunque, tornando, dicevi, hai comprato questi due dischi e Perché lì... erano in offerta. Mia Che mamma erano mi in aveva offerta. dato sto budget da 10.000 lire, ok? E io nel panico ho preso queste due robe e mi è andata di straculo, ok? Certo, immagino. Ma Casino Royale non era CRX quello con Graf, vero? No, era prima. No, Bello. era quello prima con la copertina bianca, bianca e azzurra, con l'oro in copertina. Ho un Sì, singolo, anche quello. Guarda, in questo momento non mi ricordo. devo ammettere che anch'io sui Casino Royale ho abbastanza delle lacune, nel senso che hanno fatto della gran bella musica, ma io ai tempi non ero in grado di capirla. E poi piano piano le cose sono cresciute, perché io so che comunque tu sei stato molto rapido a farti un nome. Cosa stava succedendo all'hip hop a Trieste negli anni 90? Oddio, beh, c'era fermentissimo, nel senso che poi quando io mi sono reso conto, anzi, tra amici ci siamo resi conto che... Perché io all'inizio facevo il breaker, no? Come tutti noi. Io facevo il writer, puoi credere, che solo e, quindi quando mi hanno visto ballare, che poi tra l'altro, cioè adesso sembra stupido dirlo, però non è che me la cavassi nemmeno così di merda, cioè ero abbastanza grasso, ma cioè, Ah, mi ci mettevo là, e quindi in quella situazione lì ho conosciuto Knez, ho conosciuto Nick Beat, ho conosciuto Ciuciu, ho conosciuto Nashir, che è uno dei più old school rapper. Mi stai allora, fermando? dobbiamo fare delle precisazioni, perché è chiaro che chi conosce l'ambiente hip hop regionale conosce i nomi che hai fatto, però per chi è Ok, proprio
giovani per ricordarseli o per chi non mastica così tanto di pop, dobbiamo precisare che insomma hai fatto il nome di due di quelli che poi sarebbero stati componenti del tuo effettivamente gruppo rap, del gruppo rap diciamo di maggior successo nel quale sei stato parte integrante nei primi anni 2000, i Sativa Bizarre, quindi Kenneth e Nick Beat, Esatto. giusto, che li salutiamo. Poi Ciuciu, Esatto. hai nominato Ciuciu, ecco, Ciuciu è una storia che io vorrei raccontare all'interno di queste puntate di Ghià Television, perché è una storia importante per l'hip hop in Friuli Venezia Giulia. Facciamo un attimo una parentesi, visto che tu lo conoscevi, lo hai conosciuto presto e lo conoscevi molto bene, ci parli un attimino di Ciuciu? Ok. Allora, è stato senza ombra di dubbio il ballerino di breakdance triestino con la carriera, fra virgolette, più in ascesa e, diciamo, inclusiva. Questo è importante sottolinearlo. Non voglio dire di tutti, ma tanto so che tutti i breaker triestini che mi conoscono diranno che ho ragione. Quindi è il capostipite della new generation dei b-boy triestini, ok? Lui è stato allievo diretto di Nasheer, che al secolo Max Brun, che è stato uno dei primi breaker triestini. Ora lui a palestra, ha sempre investito un sacco sulla breakdance, eccetera. È stato allievo diretto di Side One, che è un breaker storico italiano. Quindi era uno che aveva c'è stata una scuola. Esatto, esatto. E soprattutto è uno che non ha mai fatto nulla da solo. È uno che appena vedeva dei ragazzi che ballavano se li portava con lui per insegnargli le cose che lui sapeva. Io lo ricordo. Sembra scontato, però in un ambiente competitivo come... Fammi finire una cosa. Certo. In un ambiente competitivo come l'hip hop, la disciplina più competitiva è sempre stata il breaking, ok? Quindi immagino una mentalità di competizione completamente annullata dal fatto di voler insegnare a più gente possibile quello che tu sai, perché vuoi la crew, vuoi crescere, vuoi che sia figo, ok? E Ciuccio era questo. Dico era perché purtroppo non è più fisicamente con noi, anche se almeno da parte mia non passa giorno che ci penso, e quindi sì, dai, cioè, sì, ha lasciato una gran legacy nel b-boying. L'epilogo della storia è triste perché ebbero un incidente stradale tornando da un contest di breaking, se non sbaglio, in zona Venezia, Mestre, dove hanno rivolta, probabilmente. L'incidente è stato in quella zona lì e avevano stravinto prendendo ammazzate in faccia dei francesi, mi sembra, in una competition che si chiamava... Oddio, non mi ricordo. Sì, comunque Riviera Adriatica. Ah, addirittura laggiù erano andati. Beh, io lo ricordo Ciuciu solo una volta, una jam qua a Udine, e ricordo, per quanto non l'avessi conosciuto, che aveva un'energia molto positiva. Ma molto spesso in un ambiente competitivo come l'hip hop, come dici tu, è difficile inserirsi, arrivando soprattutto essendo ragazzino, piccolo e sfigato soltanto a guardarlo da un paesino piccolo come Tolmezzo. Beh, lui è una di quelle persone che avevano quell'energia che non ti metteva assolutamente in soggezione, anzi ti metteva a tuo agio, e quindi lo ricordo con molto affetto. Anch'io ho lasciato il segno nella scena friulana. Salutiamo a questo punto Fulvio, che col suo gruppo di LH Posse gli dedicò pure una canzone. Stiamo parlando proprio degli anni immediatamente successivi alla sua perdita. In che anno è venuto a mancare Ciucciu? Cos'era, 2003? Oddio, adesso Esatto, i primi 2000, comunque i primi 2000, sì. 8 agosto 2003. E quindi sì, questo è stato, immagino, uno dei personaggi cardine della scena triestina. Veniva ricordato con molto affetto anche qua a Udine, proprio per questa sua energia. Quindi rest in peace Ciuciu, e lo onoriamo in questo momento, ecco, parlando di lui. Leggiamo un attimino due commenti, poi torniamo a te. C'è Ivan Source che scrive: Color, leggenda del breaking triestino. Quindi traduce benissimo quello che anche tu dicevi di te stesso poco fa. Poi c'è Alessandro Nor che giustamente, come immaginavamo, ci corregge, perché Can I Kick It degli E3 Call Quest è da People's Instinct Travels and the Pets of Rhythm, quindi il loro primo album. Grazie Alessandro.
avevamo una lacuna io e Color su questa cosa. I cartoni di Misha che ci saluta, un bel commento di Chef che però leggiamo dopo, a Pesaro, ci dice Giulio Pecorella, DJ Pasci dice che erano a Pesaro a fare, avevano vinto l'Hip Hop Connection del 2004 contro la Fantastica Armada. Grazie per le doverose precisazioni. Va bene, torniamo un attimino a te, quindi ecco, entri un attimino, tu sei piccolo perché sei tra i più piccoli immagino ai tempi, e entri un attimino nell'atmosfera, nel clima dell'hip hop triestino. Come ti rapporti tu? Cos'è che fai? Cos'è che fai? Io lo so qual è la risposta, vediamo se riesco a fartelo dire. Tu per entrare in questo ambiente, in cosa ti specializzi? Beh, innanzitutto mi specializzo molto nell'ascoltare quello che le persone avevano da dirmi, avevano da raccontarmi, calcolando che io non ne sapevo assolutamente niente se non quello che stavo man mano scoprendo, ok? Quindi probabilmente questa mia curiosità genuina e con domande intelligenti e sane alle persone che mi circondavano ha fatto sì che comunque loro in primis fossero ben propensi a spiegarmi come funzionavano le cose, spiegarmi la cultura, spiegarmi tutte quelle cose lì che non avevo idea esistessero, ecco. E nel mentre uscivano anche dei dischi a Trieste in quegli anni, dei dischi magari è una parolona, però uscivano delle canzoni, c'era qualcuno che produceva delle demo, a me un paio di nomi vengono in mente. Allora, diciamo che subito all'inizio, quando mi sono affacciato, c'era appunto quella freschezza nell'aria in cui tutti volevano fare qualcosa, ma in effetti, visto che stava nascendo tutto, erano tutti un po' disorientati, ok? Quindi sì, c'era questo gran giro di demo che però si fermavano lì. Mi ricordo certe cassettine c'era un sacco di cassettine che giravano con un sacco di pezzi crossover posse, quindi posse metal un po' alla... Quindi le posse erano vive a Trieste, c'era l'ambiente delle Diciamo posse. che c'era l'onda, si stava esaurendo quell'onda di posse e l'ultima cavalcata era per l'appunto questa roba, la Rage Against the Machine politicizzata, ok? Mm-hmm. Che si stava esaurendo perché stava arrivando l'hip hop, quello fregno, come direbbe Sandro Su, Esatto. cioè quello real, ok? Quello real, E quindi si esatto. cominciava un po' a staccarsi le due cose. Quindi sono arrivato in quel momento lì io. Tu sei arrivato in quel momento lì. E quindi quando sono usciti i nomi, vabbè, adesso a me viene in mente Seca Sec e DJ Q, no? Che è sicuramente un duo di cui dobbiamo parlare almeno un attimino oggi. Loro in che anni? Perché io immagino che io non frequentavo la scena triestina, sono venuto a conoscenza della loro esistenza attraverso la collaborazione di Seca Sec su Buzzly Click. Piccola parentesi dobbiamo farla per chi non sa di cosa stiamo parlando. Nel 2001, se non sbaglio, sì, 2001 eravamo proprio, penso sia stato uno degli ultimi dischi recensiti su AL, su uno degli ultimi numeri di AL prima che chiudesse. Per me la chiusura di AL è stata la fine definitiva di quello che è stato l'hip hop degli anni 90, la fine di quella wave. Ecco, all'interno di Buzzly Click, il disco creato da Freeze the Cat, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Milano, da Fabri Fibra, vabbè, non serve precisare, e da Fede dei Lyricals, ne abbiamo parlato invece quando abbiamo fatto la puntata sull'hip hop piemontese, sull'area cronica. Loro tre hanno fatto un progetto assieme che è un disco molto bello, che purtroppo passò in sordina perché era un brutto momento. All'interno di quel disco lì regalarono uno spazio d'eccezione, quindi un interlude dedicato solo a lui, un interludio, un pezzo breve, definiamolo così, in cui c'era Seca Sec, questo liricista triestino super intricato, super tecnico, del quale io non sapevo niente. Approfondendo poi ho capito che a Trieste era un'istituzione quasi, cioè era un nome molto conosciuto e molto rispettato. Allora, facciamo un paio di precisazioni. Prima di Password, Seca e DJQ avevano già fatto qualcosa, mi sembra, però ora mi sfugge. Password è il loro primo demo. È il primo demo che uscì all'inizio del 1998, conteneva tracce fatte quasi 2 anni prima, ok? Alcune tracce
Tanto Q, se magari, visto che è sia su Facebook che su Instagram, magari ci scrive le cose giuste, però ho tutti questi ricordi dei racconti suoi. Quindi diciamo che è uscito nel 98, però era un disco pronto già prima, quindi è questo per dire quanto era avanti Secca. Password fu recensito da Fritz da Cat su AL, che aveva una rubrica Gli occhi del gatto, una roba del genere, si chiamava. È vero. Non mi ricordo bene, ok? E lì, quando lo recensì, disse che era il demo più bello e figo mai fatto in Italia, tant'è vero che mi sembra che il demo fosse finito nella classifica dei dischi di AL. Quindi è stato, se non dico una stupidaggine, uno dei pochi, se non il solo demo a finire in classifica di AL. Addirittura. Detto questo, a questo punto, quando vai. Quando uscì, noi eravamo nel momento in cui ascoltavamo Cifre Soci e tutta, Cifre Soci ne hai parlato ampiamente nelle scorse puntate, quindi diciamo in quel momento lì, quando uscì una roba del genere a Trieste, fatta da un triestino in quella maniera lì, ci siamo tutti bloccati dicendo ok. Wow. Ascoltiamolo a questo punto, visto che tu mi hai segnalato, io questo pezzo Password non lo conoscevo, che c'è su YouTube e che Shazam non dovrebbe beccarlo. A questo punto direi che ci ascoltiamo almeno un piccolo estratto per farci un'idea di quello di cui stai parlando. Secca Sec, DJ Q, Password 1998, Trieste. Poi con gli scratch all'inizio, sto sound così New York. Giusto, si sente. C'ero sto macino per mezzo del qui presente secca stilico, non c'ero ma che foga, chiudi ciò che dici tutti poca, scorre sul nastro non slogan, capita in fretta, già a distanza, spotta chi passa a frequenza, casa che smetra, non mi dice secca non conviene, l'assenza del protagonista non è un bene, perciò vada ai tuoi cazzi, ecco, i fatti sono stati castigati, ladri, contratto a discapito dei, dove sei, calibro 9 più sono, il liquido degli domino, rubido. Beh, sicuramente ci siamo fatti un'idea, ecco, bisogna dirlo, insomma, per il dovere di cronaca, che erano anni diversi, quindi non si può paragonare con quello che esce oggi, però a livello di originalità, di qualità, di fattura del prodotto si capisce anche oggi proprio perché era stato recepito così bene dalla critica. E insieme a Secca c'era qualcun altro a Trieste che faceva sentire la sua voce? Allora, diciamo che c'era il lato eccoci qua, c'è il lato commerciale che era quello un po' più strano, diciamo, che c'era questo gruppo di rapper che facevano un po' gli articolo 31 della situazione in giro per sagre, robe, situazioni. Che però alla fine erano quelli che erano i più conosciuti, quindi anche non nominarli mi sembra una cosa da non fare, che si chiamavano Cardio Funk. Quindi spaghetti funk, cardio funk, e loro effettivamente giravano molto, era il lato commerciale della situazione rap a Trieste in quegli anni là. Poi c'erano i Duro Nucleo, che era la crew della Gallery Squad, ovvero il punto di ritrovo il tuo audio della scena rap triestina. Completamente saltato su è completamente saltato su Instagram. Me continuate a sentirmi, vero? Non si sentiva più DJ Collo. Aspetta che provo a girare la camera, vediamo se cambia. Cambia così, che dovrebbe cambiare il tipo di audio che prende, quindi. Se mi date un feedback. No, però non ti si sente ancora. Non ti si sente ancora su Instagram, ahimè. L'ultimo minuto ci scrivono è di silenzio, ma tipo non sentite neanche me? O me mi sentite? Fate un salutino, fate un wave se me mi sentite. Io ti vedo frizzato su Instagram. A me mi vedi frizzato su Instagram, ok, quindi mi sa che abbiamo, sì, su Facebook sta andando tutto a meraviglia, abbiamo dei problemi su
su Instagram. Quindi manca Color, sentiamo te, scrivono. Ok, allora, niente, ci tocca, direi che essendo un problema, se confermano che manchi tu. Accidenti, accidentaccio. Allora facciamo così, adesso facciamo un po' di ritorno. Parla Color. Io. Ecco, e adesso lo sentite che esce dalle mie casse e rientra su Instagram, quindi magari fa un po' di confusione, però dovreste farcela. Allora ci stavi raccontando appunto che c'era questo gruppo cardio funk, li avevi definiti, che erano un pochino quelli spaghetti funk, cardio funk, che insomma cavalcavano la wave della spaghetti funk, insomma degli articolo 31, di quello che stava succedendo in quel periodo. Esatto. Ecco, e a parte loro, però mi viene in mente un nome, perché? Perché nel 1998, spero di poterne parlare la prossima volta con un po' di calma, con l'ospite che avrò, è uscito qua a Udine una demo di un gruppo che si chiama CZC, Comandamento Zero Crew, gruppo composto da Kermit e Biku. Per chi segue l'hip hop odierno, Kermit è un nome che ultimamente è tornato un po' fuori perché ha prodotto Paki, questo nuovo street rapper milanese che magari avete sentito voi. Vabbè, insomma, su quella demo lì c'era un featuring con un triestino di nome Orly Said, che mi dissero, tu sai che c'erano anche i Duro Nucleo, se non sbaglio, in quella demo. Anche quelli erano che loro erano la parte hardcore della scena triestina, cioè i cardiofunk da una parte e i Duro Nucleo dall'altra, che erano quelli da cui sono nati poi Sativa Bizarre, eccetera. Hai capito, sì, esatto, c'erano loro. E Orly Said, oltretutto, io ero appassionato di rap West Coast, come sai, e mi dicevano tutti che faceva della West Coast, chiamiamola così. Lui, oltretutto, veniva, da che quartiere veniva? Adesso sto sciorinando un po' di ricordi che mi vengono fuori. Lui è di Melara, che è un quartiere, quello sì, il quartiere brutalismo triestino, architettonicamente parlando. Eco mostro triestino, però sicuramente molto affascinante visto da fuori, non voglio mancare di rispetto a nessuno, è un quartiere popolare. Architettura brutalista. Esatto, di quelli un po' più brutti, però visto da fuori sicuramente molto affascinante. E comunque Orly Said veniva da lì. Mi confermi? Tu ti ricordi qualcosa di lui ai tempi? Immagino di sì. Io mi ricordo, la cosa più, diciamo, con più risalto che ha avuto lui in quel periodo lì, se parliamo di rap, perché poi lui era un writer molto bravo, faceva dei bei pezzi, infatti la sua zona è piena di robe sue. Di rap lui ha avuto il momento di high suo, è stato su una compilation che si chiamava THC Area di Contagio. Ah, certo. Il pezzo si chiamava L'originale Mulo. Dai, veramente grande hardcore. Quella compilation lì, Area di Contagio, è uno di quei dischi che io sapevo che un mio compagno di squadra più grande aveva, che me l'aveva fatto vedere dopo allenamento di pallacanestro, e che avevo sempre cercato e non avevo mai trovato, quindi me lo sono perso proprio per un soffio. Sì, anche lui ha avuto questo momento che all'epoca a me quel pezzo lì, tra l'altro, era piaciuto molto. Ho sempre aspettato una sorta di follow up, un disco, una demo, qualcosa che non è mai uscita, quindi anche lui è andato subito nel dimenticatoio. Poi non fece demo lui, prodotti, diciamo, sulla media-lunga distanza, non ne realizzò demo EP. Guarda, a memoria adesso non mi ricordo, poi se magari lo scrive, mi spiace se non li ho citati, ma non mi sono arrivati, quindi no. Poi non faceva parte della scena, nel senso che era uno abbastanza un outsider, diciamo così. Ah, ok. Vabbè, e quindi a questo punto siamo arrivati alle soglie del 2000. Qui adesso dobbiamo fermare un attimino tutto e parlare di te. Perché tu, dunque, alle soglie del 2000 siamo della stessa età, 16-17 anni, giusto? Tu hai passato gli ultimi anni, lo dico io per te, perché tu probabilmente non lo diresti, a farti un culo in cameretta sui giradischi, giusto? Perché è esattamente quello che hai fatto. Perché so che eri uno che studiava, uno sicuramente molto dedito, e poi anche la pratica, possiamo dire, la pratica del beat juggling, dello scratch, sono pratiche che richiedono allenamento, come tutto, anche il rap, chiaramente, però immagino che, no, puoi confermare questa cosa qua, cioè più ti alleni, più diventi bravo.
Come anche nel lavare i piatti. Sì, esatto, vero, giusto, stavo dicendo effettivamente un'ovvietà. E sta di fatto che ti sei fatto un culo così. E poi cosa succede nel 2000? Raccontacelo. Succede che partecipo al mio primo DMC, che è una competizione da DJ, e fino a qualche anno fa era la competizione da DJ più importante a livello mondiale, no? Partecipo in Italia a Rimini, la facevano in una fiera del settore, si chiamava SIB, la fiera, una fiera in cui marchi, locali, andavano lì e presentavano tecnologie, varie cose, diciamo. All'interno di questo contenitore c'era il DMC il pomeriggio. Io mi ricordo che arrivai lì dopo che avevo già provato a fare l'ETF, che però è un'altra storia. Nel 1999 mi sono iscritto a questa competizione mega tecnica perché c'era Qbert, volevo andarci, avevo 15 anni. DJ Cuber, per chi non lo sapesse, è uno dei nomi nel mondo del DJing tecnico, dello scratch e del beat juggling, uno dei nomi. Sarebbe come parlare di, che ne so, Steve Vai, se si Sandro parla... Sune, rap italiano. Esatto, Sandro Su nel rap italiano, quindi livellissimi, proprio irraggiungibile. E quindi si dice che ti sei iscritto a questa competition. Mettendo di fatto mia madre spalle al muro dicendo che avevo già mandato i soldi che erano tipo 2 o 3 mila lire per aver per l'iscrizione, quindi una roba così, però alla fine l'avevo menata talmente bene che sono andato a Bologna a farmi una mega figura di merda, però ho conosciuto Qbert hai nel conosciuto 99, però l'anno dopo ma sì, ho fatto una foto. mitica tua mamma, però diciamolo, che ti ha lasciato andare a quell'età lì da solo, o è venuta con te? No, mi sembra che sia venuta con me quell'anno. Sì, è venuta con me assolutamente. No, Poveretta. Comunque... no, poveretta, mia mamma calcola che ha organizzato anche un sacco di roba hip hop perché lei organizzava Festival della canzone triestina insieme a Fulvio Marion e quindi quando ha visto che io ero in piena per fare queste robe qua ha detto perché non facciamo una roba con la musica che piace a te con gli amici tuoi e quindi ha organizzato un sacco di cose. Juan l'ha chiamata l'hip hop mami perché alla fine anche Fabio con 21 e tutto è venuto un sacco di volte a suonare a Trieste in cose organizzate da mia mamma all'epoca, anche perché noi avevamo 13-14 anni, quindi non avevamo il peso da poter andare in un locale e dire facciamo sta roba qua. Cioè mia mamma ha chiamato Luigi a suonare, ha chiamato Fritz da Cat, no scusami, Lord Bean, Double S, Ape, cioè un sacco di persone. Se sapevo intervistavo io lei. avevo 14 anni. Infatti Color... Avresti fatto sicuramente Esatto, infatti il guru ci scrive Color, ti invidiamo la mamma, beh giustamente, effettivamente mitica, grandissima. Abbiamo un paio di commenti da leggere. Cossu, che salutiamo, ci scrive da piccino mi ricordo Trieste tappezzata di tag di Orly Said. Ciao raga, ciao Cossu, è sempre un piacere sentirti. E poi Sandro Su che giustamente precisa. Noi parlavamo del fatto che parlare di Steve Vai per il chitarrismo, Sandro Summa per il rap italiano, il top, insomma, esatto, giustamente, gli diamo adito. E quindi nel 2000 poi partecipi invece al DMC, che quella è una competizione. Cosa avevi fatto tu? Ti hai fatto un culo così, avevi studiato tantissimo per un anno? Sì, per un anno mi ero veramente... perché volevo far meglio, no? Volevo far meglio anche perché mi resi conto subito che il livello, a parte 2 o 3 nomi che erano altissimi, era più o meno omogeneo, quindi volevo alzare l'asticella, diciamo. Che però la mia fortuna non è stata, fra virgolette, il DMC come gara, ma è stato il banchetto di Juice Magazine a fianco. I quali montarono una console libera, lì quel pomeriggio c'era Alienarmi che faceva firma copie, mi sembra. Alienarmi, per chi non lo sapesse, sempre precisiamo, esatto, la crew di DJ, proprio è una crew di DJ più famosa dello stivale, ma anche l'unica, possiamo dire, anche perché aveva un livello al suo interno che non c'era veramente competizione. E i membri si sono un po' alternati, hanno anche fatto delle produzioni discografiche, hanno fatto 2 dischi, se non sbaglio, loro hanno mai Alienarmi, giusto? Correggimi se sbaglio. Se non di più, sì. 2 album se ufficiali. Non di più. E anche forse di più. E all'interno di Alienarmi militavano DJ Schizo, DJ Nash. Esatto.
Taiwan, Graf, Zack e Stile e Double S per far tutta quella crew di quegli anni là. Poi alla fine entrate, uscite, destra, sinistra, esatto. E insomma, Fatto sta che io e un altro tipo che ci siamo... Silenzio. Ok. No, sento tutti in ritardo, quindi ok. Diciamo che io e un altro ragazzo che eravamo lì che screcciavamo, hanno liberato la console loro, dopo un po' siamo andati noi a suonare, a fare un po' di freestyle, di scratch così. Mi si avvicinò Schiso all'epoca chiedendomi il numero di telefono dicendo figa, sei bravo, ci sentiamo. Dopo un po' ci siamo sentiti, mi invitò a casa sua ad allenarsi. Nel frattempo sì, ho cominciato a girare a Milano che avevo 16 anni, diciamo, da solo, cioè 15-16 anni, sì. E quindi... Lo dico io da coetaneo di Color, che però viveva a Tolmezzo e mi informavo su L, era trapelata questa notizia, insomma, nell'ambiente, mi pare proprio di averlo letto su L ai tempi, che all'interno di, così c'era scritto ai tempi, poi magari è un errore dei giornalisti, loro ti davano proprio come membro effettivo di Allenarmi, cosa che effettivamente non lo so se sei stato. No, non sono mai entrato nel collettivo, no, non sono mai entrato nel collettivo ufficialmente. Le strade si sono divise un po' prima, diciamo, poco prima. Ti davano come affiliato proprio, cioè, e tu leggevi, dicevi, sto ragazzo di Trieste, entrate in Allenarmi. Wow, DJ Color. Cazzo, deve essere veramente un figo, pensavo io, poi anni dopo l'ho conosciuto e era Guastomone. E quindi sì, hai cominciato ancora da minorenne questa avventura in cui eri a stretto contatto con nomi che per noi erano mitologia quasi, giusto? È stato importante e costruttivo, nel senso che capisci che c'era, cioè lì ho capito che c'era un metodo per l'allenamento, c'erano delle cose da osservare, da capire, tutta una serie di misure che in cameretta a Trieste, in camera tua, non hai. Ok? Poi il fatto di comunque girare, andare in giro a far battle, andare in giro a sentire i DJ che arrivavano al Palladium, a sentire Grandmaster Flash, tutta una serie di cose che mi hanno formato sicuramente. Allenarsi poi con gente come Taiwan ed Inesha soprattutto, che per me Inesha era uno dei D, diciamo, perché mancino come me sul giradischi, quello che vuoi, perché mi piaceva come suonava. Cioè, 10 minuti con lui a screcciare era come screcciare da solo in cameretta per 2 mesi. E non sto esagerando. Certo. E tu quindi hai cominciato a bazzicare con loro, ma andavi anche a esibirti o semplicemente ti allenavi e frequentavi? No, abbiamo fatto un bel po' di esibizioni insieme, mi hanno portato a Gusto dopo al Sole nel 2000, o 2001, scusami, ho fatto un po' di concerti con loro a Bologna, Milano. No, sia io che Metz, che era l'altro ragazzino delle nuove leve, ci hanno subito fatto girare molto, quindi all'epoca ho avuto subito questo allenamento da palco. Diciamolo che Gusto dopo al Sole era quel tipo di festival che un ragazzo come me, friulano, apriva L, trovava la pagina di pubblicità, leggevi la line-up, era un festival estivo, leggevi la line-up e dicevi, oh mio Dio, vorrei proprio essere lì, perché tutto il gota, tutto il meglio del rap italiano era a quell'evento. E lì conobbi Neffa, conobbi Deda, cioè tutta una serie di persone che a Trieste non avrei mai conosciuto. E poi a un certo punto l'avventura si è conclusa. Io penso di non averti mai chiesto perché. Perché a un DMC, qualche anno dopo, un paio di anni dopo, mandai a fanculo il presentatore che mi aveva rotto le palle. Per una serie di politiche, che qui non voglio spiegare, che però risulterebbe noioso. Le strade mie di allenarmi si divisero, ok? Appena Graf seppe che un DJ ha mandato a fanculo sto altro DJ che presentava, che gli stava pure tanto sui coglioni, mi scrisse subito dicendomi: grande Color, mi piace un sacco come scratchi, vieni a Torino a trovarmi che ci becchiamo. Gang. E quindi tu a quel punto sei entrato a stretto contatto con Graf, giusto? Con il quale hai fatto... Io lì sono entrato a stretto contatto con la realtà che Graf aveva creato a Torino, di cui io non sapevo praticamente nulla, ma che poi era una fucina di hip hop
enorme, ok? Perché aveva messo insieme i migliori MC della città, i migliori DJ della città, i migliori breakers della città, i migliori writer della città sotto un collettivo che faceva girare tantissimo all'epoca noi tra di noi poi ci beccavamo in quegli anni lì. Avevo la residenza a Torino, quindi non era un vedersi ogni tanto. Aveva creato sta roba fighissima che si chiamava Caseificio NVN, sempre parte di Zero Stress, e lì è stato il mio secondo, lì ho capito un sacco di cose su come lavorare sulla musica e sul beatmaking tu lì e hai su imparato grafica soprattutto. Sì, perché diciamolo che Color poi negli anni si evolve anche in produttore. Vabbè, lo citiamo adesso perché poi non avremo tempo sicuramente di parlarne, ma il suo ultimo progetto con Sandro Su, dal titolo Hunger Plan, che è 2016, giusto? O 2015? 15 16. mi sa, dicembre 15? Dicembre 15, quindi proprio assieme siamo usciti a ridosso. Ha fatto anche una produzione su Vai Fradi, sul mio primo disco, Color, che è Notte Monotona, una delle più amate, Hunger Plan, il progetto con Sandro Su, che è un bellissimo disco che consiglio a tutti di andare a recuperarvi, ma Color come produttore è cresciuto molto ed è poi sfociato in altro, giusto? Però facciamo un attimino un passo indietro. Tu Trieste non l'avevi mollata del tutto in tutto ciò, vero? Cioè continuavi a frequentare la città e comunque Diciamo che tra il 2000, cioè è stato l'unica cosa che mi legava ancora a Trieste a livello musicale era Sativa Bizarre, che era la mia crew dell'epoca. Esatto, Okay. è di qua che volevo arrivare, infatti, proprio. Cioè tu hai creato questo gruppo. Leggiamo anche il commento di Chef che scrive: ricordo con estremo affetto le jam in Casa delle Culture e i live di Sativa Bizarre nei primi del 2000, i primi anni del 2000. Esatto. Quindi tu avevi creato un gruppo con Nick Beat e Kenneth, che abbiamo citato prima, e poi c'era Geo, giusto? Geo, sì, Jazz, che però io non ho creato niente, cioè io alla fine girando con loro eravamo tutti in casa insieme, avevamo tutti le case nostre, però vivevamo tutti a casa di Geo, per farti capire. È fighissimo. E quindi sì, era prima Geo, Nick e Kenny, se non sbaglio, avevano un gruppo che si chiamava Green Company e avevano registrato delle cose. Poi sono arrivato io perché ci siamo conosciuti con Geo a un concerto dei Sottotono. Dai. In cui il DJ del Sottotono, non faccio il nome, screcciava in playback e io ero andato lì perché volevo sentirlo screcciare e sono rimasto malissimo così, ok? E lì ho conosciuto Geo, che è stato il momento bellissimo della serata, ok? E da lì in poi siamo rimasti amici e tutto, abbiamo fatto sto gruppo che per l'epoca era andato anche molto molto bene perché abbiamo registrato delle demo, tra l'altro nel primo studio di Abba Zabba ricavato in una soffitta sopra un negozio. Abba, cantautore triestino, che salutiamo. Ciao Sandro. Che all'epoca aveva un gruppo che si chiamava Matilda, quindi parlando di... Un paio di demo avete fatto, anche più di uno, io non li ho mai avuti in mano, non penso neanche di averli mai sentiti, fino a me non erano arrivati. Avete fatto 1 o 2 cassette? Guarda, di demo no, cassette no, non abbiamo mai fatto fisici. Geo è sempre stato avanti. Geo, che è jazz legislativo, è sempre stato uno che ha avuto sempre fiuto per gli affari nel futuro. E quindi siamo stati i primi a fare le cose totalmente digitali. Ah sì? Uscimmo su sì, totalmente. Uscimmo su Vitaminic e facemmo un bordello su Vitaminic. Nel senso che andammo in classifica prima Italia, poi classifica mondo, siamo rimasti in classifica per mesi con una demo. Me lo ricordo. Vitaminic, per chi non se lo ricorda, immagino siano parecchi, è stato uno dei primi portali, il primo che mi ricordi io, portale web all'interno del quale tu caricavi i tuoi brani e potevi scaricare i brani degli altri. Esatto, sì. Siamo agli albori del download in MP3, ecco, proprio quel periodo lì. C'eravamo anche esattamente. noi
gruppo di cui non dirò il nome perché non vorrei mai che qualcuno scavasse e lo trovasse, ma sì, comunque E era... non si trova nulla. Non si trova nulla? È sparito tutto? No. Mi ricordo che anche Fabio Shadai aveva caricato delle esclusive dei pezzi dei 21 fatti in quegli anni che poi non sono mai usciti, non sono mai più finiti da nessuna parte, non ce n'è proprio più traccia negli anni post-contingente. Vabbè, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Bene, e a questo punto quindi abbiamo fatto l'esperienza Sativa, abbiamo visto DJ Color fuori dal Friuli chi era, e poi arriviamo a DJ Color nel mondo della musica elettronica, perché questa è la fine della storia, possiamo dire, no? Fino a questo punto. Cosa è successo? È successo che tramite Nick, perché poi le connessioni sono molto importanti. Io nel 2004-2003 ho avuto una sorta di... ho cominciato a sfumare il mio interesse nel DJing, nello scratch, nelle competizioni, perché non mi cominciavano a starmi un po' strette e non avevo più l'interesse, si stavano evolvendo in qualcosa che non mi piaceva più, ok? Arrivavano i primi dischi con le parti i primi vinili, i DJ cominciavano a farsi i primi vinili con delle parti delle routine già fatte sul disco, quindi cominciava un po' ad affacciarsi questo alone di fake, e io ho provato una repulsione fin da subito, un problema mio, ok? Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, dico che io non mi ci trovavo. Mi piace la verità in quello che faccio. E quindi persi interesse. Nick produceva, io ero sempre a casa sua a guardare cosa faceva. Tra l'altro Nick Beat è un rapper fantastico e come beatmaker secondo me se la giocava e non è uscito mai molto di suo. Ne abbiamo parlato di lui anche con Sandro l'altro giorno, anch'io spezzavo una lancia, proprio ricordo con piacere il suo ultimo demo a nome Nitro, proprio a metà dei 2000, doveva essere forse seconda metà dei 2000, prima del 2010, all'interno del quale c'era un pezzo su Trieste in cui canta Trieste, secondo me nel modo migliore in cui sia mai stata cantata. Devo ritirarlo fuori, purtroppo, come ho già detto in quella puntata, ce l'ho a casa dei miei a Tolmezzo, e quindi non riesco. Il disco si chiama La morte di Frank Leale e siamo paccati di CD se volete, quindi se volete comprare il disco di Nick basta scrivere. Capita l'occasione, se siete collezionisti, se volete la chicca che vi siete persi e volete la copia fisica, scrivete a Color o a Nick Beat e fatevi mandare una copia, perché è veramente un bel prodottino, è un EP, sono poche canzoni ma veramente ben confezionate. E quindi sì, scusa, ti ho interrotto su Nick Beat, tu hai imparato a produrre. Quindi lui è sì, io ho cominciato a scaricarmi dei software per produrre, ma facevo cosette, più che altro facevo tracce che poi potevo usare per fare le routine, per farti capire, quindi tutte robe DJ based come tipo di musica. Poi Nick mi disse: guarda, c'è un mio amico che sta finendo il disco e avrebbe bisogno di un po' di scratch su una canzone. Vai, ti porti in studio da lui così vi conoscete e vi mettete d'accordo. E lì ho conosciuto sto ragazzo di Trieste che si chiama Gabriel, Glitch come nome d'arte, ed è stato il mio apriporta nel mondo della produzione, diciamo. È stata la persona che comunque ho visto lavorare in modo moderno, ho visto manipolare la musica in modo moderno, ho detto ah che figata, quanto è DJ questa roba qui, ok? Ho trovato un sacco di affinità, da lì in poi ho cominciato a produrre. Lui è stata la persona che mi ha fatto conoscere Roberto Sopracasa, che è l'ingegnere del suono che mi ha formato a livello di tecnica e di nozioni per l'appunto di sound engineer e tutto, che è uno, se non il miglior tecnico del suono a Trieste, con lo studio, se non il più moderno, più figo, comunque quello studio con più vibe che puoi trovare a Trieste. Sandro ci ha registrato lì entrambi i dischi. È un bel suono, sì. È un disco vivo. L'ultimo disco di Sandro ha veramente un bel suono. Sì, quindi tramite Glitch poi io ho conosciuto Spiller, ok? DJ di Venezia. Esatto, DJ di Venezia, che ai tempi era molto conosciuto nell'ambito della musica elettronica, cioè era uno dei nomi più esatto, sì. Io non ho mai seguito l'ambiente. Io infatti
il nome lo conoscevo. Io pensavo all'epoca che lui fosse tipo inglese o australiano, non sapevo, cioè non mi immaginavo che il tizio che ha fatto quella hit là in quell'anno con Sophie Elix Bextor, lui ha fatto Groove Jet, non metterla che ti bloccano la diretta sui primi quarti della batteria, quindi ok. Ho conosciuto lui, mi piaceva il tipo di musica, poi stava venendo fuori questa fidget, French house, questo tipo di musica dance, però mega hip hop, ok? Sì, è vero. Era un hip house moderna. Io poi ho scoperto... Comunque c'era del funk, inevitabilmente, no? Esatto. Io scoprì in quel periodo lì, poi casualmente, Kenny Dope, che è un produttore americano che fa parte dei Men's at Work, una crew storica del DJing house, che però parallelamente lui ha sempre fatto hip hop e rap, ok? Quindi ho detto, cazzo, che figata sta roba che non devo rinunciare a niente, perché poi ho capito che le due culture sono più unite di quanto pensassi quando schifavo i discotecari da rapper. Okay? Ho capito che la cultura house e la cultura hip hop nel modo di fare la musica sono identiche. C'è il sample, ci sono i suoni di batteria, c'è la ricerca, ho detto wow, che figata. E poi mancano gli scazzi, ho detto che figata, cavolo! Un ambiente di lavoro in cui la gente non si ammazza di parole. Esatto. Perfetto. E quella cosa lì purtroppo bisogna dirla, nell'ambiente hip hop è una cosa che ci ha fatto venire veramente l'urticaria a tutti noi che la frequentiamo da tempo. Tutti noi abbiamo avuto per un periodo, anzi abbiamo attraversato una fase nella quale abbiamo elaborato un modo per andare oltre certe cose, perché questa cosa della beef, cioè del fatto che ci sia qualcuno che critica indiscriminatamente e in maniera soggettiva quello che fai, guidato da un astio proprio personale, e tu allo stesso modo nei confronti di altri. Purtroppo in un ambiente molto competitivo come quello del rap è un effetto collaterale, difatti dobbiamo dare adito alla nuova scena che si sono sciacquati di dosso questa cosa qui, per fortuna. E quindi... All'inizio, perché adesso si stanno affossando nello stesso schema che abbiamo visto noi, io e te, nel 2000-2003. Mi auguro di no, effettivamente, speriamo di no. Ma senti, e quindi tu alla fine hai prodotto quanto materiale? Hai fatto degli EP, giusto? EP ufficiali usciti su Nano Records, ne ho fatto uno, poi remix e tracce moltissime, poi in questo ambiente qua la figata è che sono entrato in contatto con un sacco di dinamiche di ghost producing, quindi ho prodotto un sacco di artisti che sono andati anche discretamente bene a livello italiano e mondiale come ghost producer, quindi cedendo canzoni mie fatte magari partendo da un'idea di altre persone, cose che poi io ho portato a un livello commerciabile senza avere il mio nome sopra, diciamo. E quello è un altro lato della mia carriera di cui vado fierissimo. Che è quello attuale, possiamo dire, no? Magari nel quale lavori molto anche adesso, in questi sì, anni. Esattamente. Continuo a fare molti pezzi per altre persone, per altri artisti che non hanno tempo di... Sai, non è proprio cioè non è che faccio pezzi dal nulla per persone che non sanno fare musica. Concludo delle buonissime idee che certi artisti hanno, ma con la carriera che hanno non riescono a seguire, ok? Certo. Perché suonando in giro magari 5 volte a settimana o più non hai il tempo fisico per stare dietro un lavoro in studio. Magari hai l'idea più figa del mondo, ma ti serve del tempo per svilupparla e per concluderla, e lì entro io che in base alla persona perfetto, concludo il lavoro. Va bene, dai, Color, io direi che per oggi siamo arrivati all'ora, quindi io starei qua ancora a farti un sacco di domande, sicuramente anche quando ci vediamo io e te personalmente non manco mai di tempestarti di domande guidato dalla mia consueta curiosità, ma dobbiamo ammettere che insomma un'ora
l'abbiamo raggiunta, è stata un'ora molto intensa, molto interessante, e quindi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Salutiamo, c'è qualche commento che abbiamo lasciato indietro, sì, uno interessante. Gianni De Sivilot, che è un bellissimo nome, scrive: io ho ancora a casa il VHS dell'ITF con DJ Color, forse al DMC. Vabbè, comunque. No, forse no, perché il DMC poi quelli non facevano neanche le videocassette. La cosa che mi fa più male è il fatto che io ho dei pochissimi ricordi su supporto, diciamo, di quel periodo lì. Quindi... io ho un buco nella mia vita che va dal 2000 al 2006. Cioè, io ho fatto il mondiale nel 2005, il mio primo mondiale, di cui non ho nulla, perché i tipi del mondiale non hanno mai buttato fuori un DVD. Abbiamo un altro vecchio come noi, che salutiamo, Andrea Antoni Style One, che ha fatto anche la grafica di Orizzonti Verticali, e non ti ringrazierò mai abbastanza, è meraviglioso, ogni volta che apro il disco ne sono sempre estremamente felice. Mi pare che abbiamo letto tutto e mi pare che ci siamo. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a tutti per averci seguito. Ghiat Television torna per l'ultima puntata sul rap italiano venerdì. Mandi DJ Color e grazie mille. Ciao Fantaz. Man. Ma ti è piaciuto il Man